buongiorno Italia il giorno dopo, perché ieri c'era scuro e adesso c'è il sole, quindi è il giorno dopo. Ascolta, precisazione importante, perché non vorrei creare un danno ai tu che dopo si recano alle terme di Saturnia. Attenzione, ti ricordo, noi siamo venuti in febbraio, culo ha voluto che era una bella giornata, ma eravamo in febbraio, quindi se te mi capiti, che ne so, maggio, giugno, in piena stagione e trovi tante di quelle persone che non riesci a immergerti, non dire va le puntine dove cacchio mi hanno portato. Quindi ti ricordo, noi qua siamo venuti proprio fuori stagione, infatti anche per il ristorante il tipo ci ha detto beh sentite se c'è da prenotare eccetera, perché siamo fuori stagione, non so neanche se è aperto eccetera eccetera, hai capito? Mi è venuta in mente questa cosa perché sto vedendo che quest'area camper, che è anche molto attrezzata, a parte le colonnine che non tengono niente, ha tantissimi posti, ok? Cioè qua ci saranno minimo 100 camper secondo me, se guardi tutto il perimetro, anche l'area di là, questa di qua e tutto quanto. E quindi, cavolo, se a tutti sti spazi può succedere che sia pieno. Quindi prova a immaginarti in stagione qua pieno di camper, che in camper non è che trovi una persona, ne trovi di solito almeno due o trovi anche la famiglia, quindi prova a immaginare persone che arrivano alle terme più quelli che arrivano in macchina, puoi immaginare che secondo me, non lo so, saranno invivibili le terme, perché visto che comunque c'era gente e siamo fuori stagione non doveva esserci praticamente nessuno, insomma. Dettaglio tecnico, forse Pullmin, come mi avevano detto, con tutte le sue diavolerie là che ha di quell'inverter, carica batterie, strano, quello residenziale che fa di tutto, in teoria lui la potenza la prende sia dalla colonnina che dai pannelli, così mi avevano detto quella volta che me l'avevano montato. Difatti adesso che è giorno ho acceso la resistenza grande per scaldare l'acqua e nonostante la pompa dell'acqua accesa che va per le docce eccetera non salta la corrente, l'acqua è ustionante e quindi bene. Nell'Alde la resistenza piccola, ossia quella che non fa saltare le colonnine dei campeggi, è pressoché inutile perché l'acqua ti esce tiepida, ma proprio tiepidina, e il riscaldamento è eccezionale, tipo in autunno, così quelle robe, ma in pieno inverno quando vai a 0 meno 0 assolutamente no. Quindi lì devi accenderla a gas anche se hai la corrente, insomma, nel campeggio o nell'area sosta o dove sei. Comunque si parla tanto di Singano che dorme fino a mezzogiorno eccetera, guarda là. Piccolo ragionamento Italia. Allora, questa è la nostra vista, no? Ma secondo te perché è bella la Toscana? Guardala, guardala, perché? Bravo, perché c'è verde, cancara moana, che cazzo continuiamo a cementare tutto quanto? Guarda che robe. E dopo la gente, no, per vivere un po' di normalità, e sottolineo normalità, deve andare in Toscana, deve andare nei parchi, nelle riserve. Quindi io non dico che non devono esistere le case, i negozi, eccetera, ma studiamoli meglio e anche attorno a queste case, questi negozi, purtroppo io l'ho detto più volte, magari non nei video, c'è questa fissa, questa mania figlia degli anni 80-90 della pulizia, che è un po' quasi una pulizia mentale, passami il termine, dei vecchi, no? Tipo dei nonni, che usavano cementare tutto quanto perché terra ed erba per loro era sporco, era disordine, hai capito? Così facendo dopo lamentiamoci del caldo quest'estate quando abbiamo 50 passagradi, lamentiamoci perché tu prova sotto lo stesso sole, nello stesso posto, andare dentro un boschetto, vai a vedere te se c'è la stessa temperatura invivibile, no? Perché l'asfalto, ragazzo, ributta sul calore, non hai neanche nulla che ti fa ombra, cioè. E che qua, per carità, ti sto anche parlando da cosa sono, da un prato di ulivi, quindi insomma non è che facciano chissà che tanta ombra, però vedi, il verde aiuta a respirare. Prossima tappa, Pitigliano. Non è un'abitazione ma è un bar, quindi dove barizzo oggi senza sbam perché te sa come che le... Acca! Che figata! Occhio, ti ho portato qua non per vedere le ruspe e la miniera, eravamo per strada perché qua c'è un ponte ancestrale della morte. Sì, ok, guardati la miniera, eccola. Tanto dopo nei commenti mi dicono Singano, guarda che non sei una miniera, va bene dai. Ara, quella
Buongiorno Italia, e lì c'era il massone, non il massone nel senso, ma il massone nel senso il passo grande. Stiamo andando a fotografare il fiume Fiora, ragazzo, guardalo. Ehi là, ma che bello. Quello era il massone che ti dicevo. Anche ma aspetta che mi metto qua che passano le macchine e ci mettiamo qua, dai Rami, a fare le foto. Ok ragazzo, riproseguiamo. Ascolta, se per caso dalle Terme di Saturnia devi andare a Pitigliano, la strada che ti consiglia Google Maps, che ti fa fare, è un po' impegnativa, non è particolarmente stretta, è parecchio disestata e c'è stato un punto che per carità colpa mia sono arrivato a bassi giri e ho dovuto mettere in prima. Je dansais comme autant, cha 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 cha. Je dansais comme autant, je dansais comme autant, cha 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 cha. Je dansais comme autant. Laissez-moi comme ça, tous les web bobos c'est Santa Lucia. Laissez-moi comme ça, tous les web bobos c'est Santa Lucia. Benyarico oui, j'aime ma Vanessa, le genre les fleuret. Est-ce que tu connais ça? Je tape le Mutumba, est-ce que tu connais ça? J'habite à Forever, là-bas tu connais pas. Putain, petit sœur, à digérer ma secteur. Et y'a ma pellicule, sur les qui n'ont m'éclairer. We day we na for quadra, we the prayer. Every day na bolo, we the prayer. One day, le travail va payer. One day, le bandé va donner. One day, le travail va payer. One day, le bandé va donner. Tu peux danser comme moi, tu peux danser comme moi, tu peux danser comme moi, tu peux danser comme moi. Italia. Adesso io non lo so perché la Claudia l'abbiamo vista in quel tornante dove abbiamo fatto manovra. Ho dovuto fare manovra perché ho il passo lungo, non ce l'avrei mai fatta. Non so da capire se si può parcheggiare lì. Adesso le abbiamo scritto un messaggio e vediamo, perché noi qui se segui Google Maps siamo nel parcheggio camper, effettivamente dove che parcheggiano i camper, anche il roulotte. Chissà come ha fatto a venire su con la roulotte. Però il punto è che siamo abbastanza lontani dal centro, dal bello, no? Italia. Io non voglio fare né il climatologo neanche il climatizzatore, ma porca miseria, è seriamente preoccupante sto discorso, che siamo a febbraio, sono in maglietta a maniche corte, e seriamente preoccupante per quest'estate. Cioè, cosa succederà quest'estate? No, non lo so, cioè mi tocca divorziare temporaneamente all'Alessia e andare a isolarmi in montagna. Accenti strani, adesso capisco se sono singani o altro. Questa, ragazzo, è il parcheggio camper, è un semplicissimo parcheggio, non hai carico, non hai scarico, non hai niente di niente, è solo un parcheggio. Attento, perché appunto adesso ci siamo sentiti con Claudia, la quale ha detto che dove si era parcheggiata lei nel punto panoramico noi non ci saremmo mai stati, quindi lei che ha il furgone piccolo tra l'altro può starci, noi no. Quindi anche tu, se vieni col camper, segui parcheggio camper. Eccolo!